Siamo con Barbara Penzo, che è consigliera comunale qui a Chioggia e anche candidata alle prossime elezioni alla Camera nelle liste del Partito Democratico, e è una delle anime, insomma, che ha organizzato con la rete Veneto Accoglie questa manifestazione. Si è conclusa da poco, direi senza incidenti né scontri né disagi, grazie anche all'operato delle forze dell'ordine, e adesso insomma i tanti militanti stanno scemando verso i luoghi di provenienza. Come siete arrivati insomma anche a scegliere Chioggia come luogo e soprattutto a vivere la giornata odierna? Intanto sono contentissima perché c'è stata tantissima partecipazione ed è frutto di un lavoro faticoso, lungo, che ci ha permesso insomma a rilanciare oggi, e proprio scegliendo Chioggia come il territorio, come dire, per rilanciare i principi e i diritti umani. Dico faticoso perché in realtà Chioggia Accoglie si è costituita ancora un anno e mezzo fa, e in questo anno e mezzo si è incrociata con Dolo, con Mira, con Padova, Rovigo, Venezia, e ha cominciato a mettersi in rete. E la cosa fantastica è che nello scambio e negli incontri è uscita l'ipotesi di poter fare un side by side 2, e perché no, non a Chioggia. L'abbiamo proposto perché ci sembrava un momento opportuno sia per noi come Chioggia Accoglie, perché si era strutturato questo bellissimo gruppo ricco di associazioni multivario, nel senso che rappresentanti di qualsiasi luogo chioggiotto, nel senso che poi ci sono dentro persone, singoli cittadini, rappresentanti di associazioni di volontariato, rappresentanti della Caritas, è veramente molto, molto vario. E Chioggia l'abbiamo scelta perché è stato un anno pesante, un po' faticoso per noi, a cominciare da quest'estate insomma con la spiaggia fascista, per poi striscioni e slogan o comunque episodi razzisti. Non dimentichiamoci che la vicina Cona recentemente insomma ha visto una manifestazione grossissima che ha visto la rivolta insomma dei richiedenti ospiti nella base di Cona, e quindi abbiamo detto bene, Chioggia forse può essere il perno centrale, può rilanciare, perché è importante. Chioggia non è un piccolo comune, è un comune importante, ed è soprattutto ha una ricchissima rete di associazioni che su questi temi dell'accoglienza lavorano quotidianamente e bene. Sono previsti passaggi ulteriori qui in città della rete Accoglie? Oggi è stata la marcia dell'umanità, il side by side. Noi la cosa che ci siamo dati e ci siamo ripromessi è che dopo il 3 di febbraio la rete si strutturi ancora meglio, e quindi a breve faremo nuovamente un incontro, perché poi la forza è quello di tenerci anche un po' legati. Abbiamo sicuramente un sacco di iniziative da mettere in campo anche per i nostri concittadini, sempre iniziative molto semplici, pacifiche, non sono lotte a nulla, se non a quello che vogliamo ricordare, che insomma il mondo è uno, è unico, e bisogna che lasciamo a tutti la libertà di muoversi. Grazie Barbara. Grazie a te.